tradizione anche del Festival del giornalismo è quella, fin dalla prima edizione, di presentare al pubblico di Verona anche delle nuove realtà giornalistiche, delle testate che sono nate nel frattempo. Oggi Giulio è venuto da Padova per moderare questo incontro, da Vicenza per moderare questo incontro, però è anche l'occasione, Giulio, per presentare quella che è una realtà nata nel 2023. Assolutamente che sì, è Vez News. Vez News, infatti grazie mille dello spazio, facciamo una cosa abbastanza veloce adesso. Sì, appunto Vez sta per, come potete vedere, Veneto Ecologia Z Generation, e quindi è un progetto promosso da quasi un anno dall'associazione di cui faccio parte, l'IES, Laboratorio dell'Inchiesta Economica e Sociale, che è nato un po' da un'esigenza insieme a una serie di partner che poi vediamo, ma insomma soprattutto l'ASU, l'Associazione Studenti Universitari di Padova, e altre realtà. Lo spunto è proprio venuto dall'ASU, da alcuni ragazzi, studenti che avevano interesse a scrivere di giornalismo, insomma cimentarsi nel giornalismo, e ha sposato questo un po' le attività che fa l'IES, che sono molteplici, tra cui comunque l'attenzione appunto all'inchiesta è centrale. Il ragionamento è stato, per semplificarlo, questo, cioè ci troviamo di fronte a due grosse crisi, per dirla citando Coelho di qualche anno fa. Una è la crisi climatica, insomma, ne abbiamo parlato adesso per un'ora e mezza, il 2023 è stato l'anno più caldo da quando si misurano le temperature, insomma, e non sembra che andrà molto meglio. L'altra crisi è quella dell'informazione, del giornalismo, insomma, che ormai si protrae, diciamo, non stiamo qua a piangerci addosso, però insomma c'è un'evidente crisi sia di credibilità da un lato, sia di modello economico, insomma, meno gente legge, c'è meno proprio credibilità, ecco, quindi dovuto a una serie di fattori, e queste due abbiamo pensato che in qualche modo i giovani potessero essere un elemento chiave per andare a, non dico scardinare, ma insomma provare a intervenire su queste due crisi, perché da un lato la Z Generation, cioè chi più o meno oggi fa l'università o lavora, ma insomma cioè, i ventenni di oggi sono molto, estremamente, sono la fascia di popolazione più interessata e preoccupata dal problema climatico, e dall'altra sono anche la generazione che non dico legge meno, ma legge in modo diverso comunque, sicuramente non legge i giornali di carta e forse legge poco anche quelli online, ma magari si informa su Instagram o su TikTok, eccetera. Quindi per questo Z Generation abbiamo voluto farlo, ma non abbiamo voluto solo dirlo, ma anche farlo, perché il giornale è realizzato da una redazione di giovani, e quindi grazie a un finanziamento della fondazione. Qual è l'età media, più o meno? No, appunto, sulla 25 credo, insomma abbiamo dato, poi ovviamente è una redazione un po' fluida, nel senso che siamo iniziati con un gruppo, poi si sono aggiunte altre persone, alcuni hanno smesso, c'è chi ha gli esami, c'è chi fa altro, però insomma è anche questo il bello, noi cerchiamo un po' di gestire il traffico e soprattutto di dargli gli strumenti, quindi aiutarli gli editiamo i pezzi, gli articoli, gli insegniamo un po' un metodo giornalistico, e perché appunto questo grande interesse della Z Generation verso l'ambiente ha bisogno anche un pochino di essere, non dico incanalato, ma inserito secondo noi anche in una metodologia di approfondimento, ecco, di non fermarsi a Instagram, al post veloce, ma di provare, e quindi provare a scrivere, provare a leggere, fare interviste. Questo un po' questi sono tutti i partner, insomma abbiamo, oltre all'ASU che ho già citato, c'è la FIAB, il coordinamento FIAB del Veneto, AIAB, l'Associazione degli Agricoltori Biologici del Veneto, Slow Food Padova, GIS-Hub, e il tutto appunto con un contributo della Fondazione Cariparo, che è scaduto però a fine anno, quindi ci troviamo un po' in una fase di creazione di altri bandi e di altre attività, insomma, per sostenerci. Avete una persona dedicata ai bandi o siete voi che vi occupate della direzione, insomma?
Allora, noi come microstruttura comunque dell'associazione ce ne occupiamo tutto, pesantemente, però, no, però comunque per esempio alcune persone della redazione hanno aiutato molto a scrivere bandi e ci stanno aiutando poi a portarli avanti, quindi c'è anche l'ottica di un coinvolgimento a 360 gradi, quindi non solo scrivi l'articolo, ma anche scriviamo insieme il bando, dacci una mano nell'attività, eccetera. Quindi sì, ci serve anche come associazione per trovare nuove persone, per allargarci un po'. C'è anche un piccolo inciso, un tema se vogliamo, di creare un piccolo, veramente siamo ancora molto piccoli, ma un media indipendente, quindi un mezzo di comunicazione che appunto è di un'associazione di promozione sociale che non ha quindi dietro potentati economici o politici. Tra l'altro abbiamo una bella partnership con Eraldo. E abbiamo la stessa Esatto. caratteristica in questo senso, nessuno alle spalle, ma è una fortuna infatti. Sì, tra l'altro il panorama informativo del Veneto è tra l'altro stato recentemente caratterizzato da un'importante nascita di un nuovo attore, NEM, quindi tutti i quotidiani dell'ex gruppo GEDI locali che sono transitati in una nuova società, Nord-Est Media, fondata da alcuni tra i più grandi appunto, gruppi imprenditoriali, e quindi è chiaro che anche creare un piccolo spazio insomma, con tutto ovviamente la professionalità che pure i colleghi dei ben più blasonati quotidiani hanno, però insomma creare un ecosistema un po' più vario secondo noi può solo aiutare in generale, certo, ecco, lo sviluppo dell'opinione pubblica, del dibattito. Quindi, perdonami, voi avete i canali social su cui vi possono seguire? Sì. Immagino di aver anticipato, esatto. Quindi, sì. Mettete subito il like a Vez, perché sarete informati su queste tematiche, esatto, di natura ambientale. La cosa è molto semplice, vez.news, il sito è così, Instagram è così, Facebook è così e anche Telegram più o meno. Comunque abbiamo anche un canale Telegram attraverso cui arrivano gli articoli in automatico. Perché, perdonami, è una cosa, secondo me questo è importante, anche il numero dei contatti aiuta le piccole testate indipendenti come Vez, come Eraldo. Io prima ho chiesto di mettere like anche a Recommon. Per noi è importantissimo perché ci permette comunque di avere anche quella visibilità che poi ci aiuta anche in qualche caso a recuperare quei fondi, quei bandi, quelle cose, per cui è un piccolo gesto che potete fare, fra l'altro ci mettete veramente un secondo, ma per noi è importantissimo. Scusa se ti ho interrotto. No, assolutamente, perché poi vabbè c'è questa dinamica anche dei social che noi non controlliamo, perché poi la visibilità è gestita da algoritmi, però è chiaro che siamo quasi ai 1000 su Instagram. Dai, e, insomma, se ce la facciamo in pochi giorni sui 1000, arrivare a 1000 non sarebbe male. Abbiamo tra l'altro, appunto, sempre in termini di sostenibilità, è partita pochi giorni fa una campagna di crowdfunding sul sito del Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo, che tra l'altro ha un bellissimo servizio di crowdfunding gratuito, nel senso che non... Buono a sapersi, magari esatto, anche noi di Eraldo ci potremmo fare. È una piattaforma che non trattiene una percentuale come invece tutte le piattaforme fanno per sostenersi, e quindi è un ottimo servizio, e quindi ci stiamo rivolgendo a cittadini. Adesso partiremo con una campagna in questi giorni, ma è già online, quindi sostieni.csvpadovarovigo.org, lo vedete tra i primi progetti. È un modo per dare un piccolo... di segnarcelo, perché ci può essere utile. Sì, rivolto sia ai cittadini ma sia alle associazioni. Abbiamo già in un anno contattato e raccontato, ricevuto notizie da una miriade di piccole associazioni, piccole o medie o grandi, da tutto il Veneto, a cui diamo visibilità, anche segnalando la piccola iniziativa anche nel paese di provincia, perché crediamo che serva, perché poi fra l'altro far conoscere, uscire dalle province è una tematica non banale, far parlare il comitato di Rovigo con quello di Verona o con quello di Treviso può essere utile per innescare una dinamica anche di riconoscimento reciproco e in generale appunto di crescita dell'attenzione verso il tema dell'ambiente. Ecco. Quindi ecco, anche se qualcuno di voi magari fa parte di qualche associazione,
veniamoci incontro, ecco, scriveteci, sentiamoci, si possono fare coprogettazioni e tanti altri modi di lavorare insieme. Perché il festival vuole essere anche questo, un'occasione di relazioni, anzi soprattutto questo, quindi insomma ci piaceva l'idea di presentarvi Vez, che appunto è in partnership fra l'altro con Eraldo, perché ogni tanto riprendete gli articoli che Eraldo scrive sugli aspetti ambientali legati al territorio veronese, quindi seguite Vez, seguite Eraldo, seguite il Festival del Giornalismo. Buona giornata a tutti, vi ricordo che oggi pomeriggio, grazie Giulio Todescano, Grazie. ovviamente scusami, Grazie a voi, grazie a tutti. Anche per aver moderato l'incontro che è appena finito. Vi ricordo che oggi pomeriggio a partire dalle 3, grande pomeriggio dedicato alla geopolitica, con Simone Pieranni parleremo di Cina, con Anna Zafesova e Jarina Gruscia parleremo del conflitto che purtroppo a 2 anni di distanza dallo suo scoppio è ancora in corso fra Ucraina e Russia. Termineremo il pomeriggio con David Assael, Laura Silvia Battaglia parlando di Medio Oriente, ovviamente di Israele e di Palestina, e la giornata si concluderà in serata con un panel interamente dedicato alla politica della sinistra. In un momento in cui gli elettori di sinistra sono un po' smarriti, avremo il direttore Fabozzi del Manifesto, Daniela Preziosi di Domani, Sandro Ruotolo e Pippo Civati che discuteranno del tema. Quindi se volete tornare a farci compagnia nel pomeriggio in serata siete benvenuti. Ricordo ai giornalisti di firmare per i crediti informativi.